Mauro Mulas, un altro grande personaggio della scena musicale cagliaritana, prevalentemente cagliaritana, ma anche assolutamente, almeno nazionale, grande pianista, grande tastierista, grande cultore di strumenti elettronici soprattutto. Mauro È amante del progress. è amante del rock progress, quindi stasera tu hai sentito Focus, Vengo. Beh, sì, non potevo mancare indubbiamente. Eccomi qua, curioso di sentire questa band storica e sentirla dal vivo, insomma, perché l'ho solo sentita sui supporti, ho visto video su YouTube, dischi, registrazioni e oggi avremo il piacere di sentirli dal vivo. Poi, come dicevamo anche con Meloni, è una band già di nicchia negli anni in cui operava, figuriamoci adesso, insomma, ricordarsela da parte di persone della mia età può anche starci, ma un ragazzo di 20 anni una cosa del genere non l'ha mai sentita nominare. Però la tua scena sarà domani, raccontami. Esatto, io semplicemente domani dovrò fare un set di apertura per solo pianoforte prima del concerto del Balletto di Bronzo. E domani farò un concerto dove farò sentire, oltre a delle mie composizioni originali, perché ho vari dischi di prog all'attivo, dei brani anche che fanno parte del prog storico, quello famoso, riarrangiati per pianoforte naturalmente. Ecco, un esempio. Un esempio? Citerò sicuramente un brano di Emerson Lake e Palmer, che per me sono un must, e anche qualcosa degli Yes. E le citazioni saranno quelle di queste due importanti band, alternate con dei brani originali, dei brani non prettamente progressive, ma che magari comunque rendono il tutto un pochino più fruibile, diciamo, dai. Ecco, chi ti conosce bene ti definisce un onnivoro di musica, ti si vede dovunque passi dal blues alla prog, dal prog alla fusion, al jazz classico. Ti manca soltanto il liscio, ma credo che fai anche quello. Insomma, sei un appassionato a 360 gradi di musica. Questa passione per una persona che, insomma, nasce culturalmente negli anni 90, ecco, come te, come si è sviluppata? Per incoraggiare i giovani, ecco, quelli che si affacciano oggi. Allora, io ho iniziato a suonare da molto piccolo, poi ho iniziato a studiare musica seriamente, studi classici, studi jazzistici, ho studiato composizione, musica elettronica. Ho sempre fondamentalmente cercato di assecondare le mie curiosità, i miei piaceri, insomma sono sempre andato dietro al mio istinto, non ho mai messo dei limiti. Ho sempre cercato di capire, di studiare, di imparare tutto ciò che mi piaceva e il fatto di aver spaziato è semplicemente dovuto a questo. Ho sempre assecondato i miei gusti e mi sono tolto tutti gli sfizi. Ecco, il buio oltre la siepe, oltre il tuo genere, quello tuo preferito, a cosa ti sei rivolto? Cosa che ti può piacere un po', che ne so, nel genere cantautorale piuttosto che nella canzone moderna, anche quella napoletana, faccio per dire. Vabbè, la canzone napoletana sicuramente è molto importante perché Napoli, capitale dell'operetta, è alla base di Broadway, dei musical e quindi alla base anche degli standard jazzistici. La melodia italiana
napoletana è alla base di tutta questa musica, però anche la canzone d'autore mi piace molto. Ci sono cantautori italiani che sono veramente molto raffinati, tutta la scena dei genovesi, ma gente come Luigi Tenco, è comunque musica di gran livello, è musica di grande qualità, forse oggi dei picchi di qualità come quelli non si sentono più. È anche vero che noi non abbiamo magari la lucidità per esaminare i nostri tempi e vederli con chiarezza, però diciamo che sì, siamo anche le musiche che hai citato, ecco. Ti saluto, nel salutarti però ti faccio una domanda intima: chi è che ti ha incoraggiato di più in famiglia o le amicizie, un babbo, la mamma, nella tua carriera musicale? Allora, i miei genitori mi hanno sempre fatto studiare, hanno assecondato la mia passione per la musica sin da piccolissimo, però non volevano che lo facessi come professionista, quindi da quel punto di vista, seppur mi abbiano dato i mezzi e mi abbiano fatto studiare, hanno sempre cercato di frenarmi. Un fratello di mio padre, mio zio, invece mi portava a suonare con lui sin da bambino con la sua band e mi stimolava. Poi probabilmente ho sentito un giorno Keith Emerson e per poterlo capire mi sono dovuto mettere a studiare seriamente, quindi probabilmente tra i tanti devo ringraziare lui per avermi spronato a mettermi sotto e fare il musicista, ecco. In bocca al lupo, Mauro, buon concerto. Ti ringrazio, grazie. Bello, vero? È un brano di Gino Paoli.